Bella a tutti ragazzi, ben ritrovati in un nuovo video del mercato. Batta napoletano, come state? Voglio? Spero tutto bene. Allora, questo video, scusate, andremo a reagire alle parole di Fabrizio Corona, dette nella puntata di ieri su Falsissimo. Allora, prima di tutto, lui verrà denunciato da Meret perché per le varie dichiarazioni che ha fatto su di lui probabilmente sono false, ma non lo so, le varie cose. Vabbè, io non sto qua a entrare in altre faccende che non sono di mio dovere. Vabbè, allora, Fabrizio Corona nella puntata di su Falsissimo ha accusato alcuni calciatori, circa 10, ha fatto pure nomi, di andare contro l'allenatore, questo già si sapeva, cioè lui ha detto tutta la squadra quasi tutta la squadra sta andando contro l'allenatore, però i giocatori maggiormente incentrati su questa storia eh, contro l'allenatore sono alcuni giocatori, questi 10 giocatori, cioè alcuni, ma non me ne ricordo tutti, cioè Jesus, De Bruyne, Meret, che tra l'altro lui, come ha detto prima, lui dice che l'ha pagato, che è stato pagato da Meret tipo 10-15 mila euro per fare sta puntata, però non lo so se è vero. Vabbè, poi Lang, che lo sappiamo, sempre stato contro l'allenatore, contro mister Antonio Conte. Poi lui ha aggiunto che è stato Conte a volerlo, però questo qua non lo so, non so dirvelo. Poi aspetta quell'altro, come si chiama? Ah, no, Neres se non sbaglio, non vorrei dire scemità. Accusato che ha detto che questi giocatori sono andati proprio dalla società a dire se ne Conte non se ne va, noi cioè, non rinnoviamo e ce ne andiamo. Che poi, guarda caso, solo Juan Jesus se ne dovrebbe Jesus e Spinazzola non rinnovano quest'anno e se ne vanno. Tra l'altro che quest'anno è l'ultimo anno del loro contratto. Vabbè. Poi riguardo la vicenda allenatore, mi sta dando conto del cambio di panchina, ve ne parlo direttamente domani. Non vi voglio fare spoiler. Vabbè. Poi giù. Cioè io dico no. Noi sappiamo, ok? Chi è che ha. Lui dice di avere le prove, di avere le chat, di avere le chat dei giocatori che dicono fai uscire queste news e poi le vogliamo proprio chiamare news, vabbè. Perché dobbiamo come posso dirvi, dobbiamo infangare il nome di Antonio Conte per farlo poi di conseguenza andare via. Noi lo sappiamo perché chissà, riguardo al mondo del calcio non sa niente, cioè non ha nessun contatto. Poi vabbè, lasciamo stare chi è pure interista, vabbè. E sappiamo chi è che gliel'ha detti, chi è che ha detto queste cose a Fabrizio Corona, non di certi giocatori, ma io non voglio fare nomi e tutto, ma un certo signore con la barba abbastanza lunga, cioè di quel cappio che non mi ricordo. Vabbè, no, io non faccio nomi, non mi va di fare nomi. E vai giù, allora,
Noi, ok, tutti i tifosi del Napoli, già da un po' di mesi, ve lo ripeto, già da un po' di mesi sappiamo che mezza squadra scusate, è contro mister Antonio Conte, lo sappiamo, ok? Mo che va hit Fabrizio Corona, non dovete dire, hit Fabrizio Corona, wow, sai che Fabrizio Corona hit la mezza squadra del Napoli è contro Antonio Conte, lo sappiamo, lo sai, ieri è uscita la cosa su Falsis, no, noi già lo sapevamo, però poi l'ha detto un personaggio abbastanza noto sul mondo del web e la gente ha incominciato a dire però noi di base già lo sapevamo, di base noi già sapevamo queste cose. Poi da ieri sera, che tipo la puntata è tipo uscita verso le 8 o alle 9 di sera, ho incominciato a vedere post su Instagram, quasi tutti i social, anzi no, quasi tutti, su tutti i social, di appunto i vari Calcio Napoli 24, Spazio Napoli, ma in generale tutti quanti incominciavano a parlare appunto di ciò che ha detto, a reagire di ciò che ha detto Fabrizio Corona sul Napoli. Poi, tra l'altro, se non sbaglio, è stato denunciato pure da Rachmani perché l'ha accusato di essere bisessuale e di andare a giocare a poker andare a giocare a poker con il figlio di Aurelio De Laurentiis che si chiama come si chiama? Edoardo De Laurentiis, che poi sinceramente a me come anche alcune persone che conosco che sempre di fanno Napoli hanno lo stesso pensiero mio, praticamente quello che penso io è che non importa quello che fai fuori dal campo, fuori dai campi di allenamento, dai campi da calcio, non importa, tu giochi per il Napoli, gioca col Napoli, porta rispetto alla maglia, porta rispetto ai tifosi, porta rispetto alla società e questo. Poi Kill gioca bene, non ti scocciare di giocare, poi Kill che fai fuori dal campo e noi non ce ne importa proprio e non ce ne deve importare, va bene? Vabbè, va giù, noi ci vediamo in un prossimo video, mi raccomando iscrivetevi al canale e lasciate un bel like, ciao, va giù.